Agrigento, 75esimo mandorlo in fiore. Tempio d'oro all'Uzbekistan, consegnato nella Valle dei Templi dall'assessore regionale al turismo Elvira Mata, il prefetto Maria Rita Cocciufa, il sindaco della città dei Templi Francesco Miccichè. Salvo La Rosa e Angela Chilli hanno presentato lo spettacolo innanzi a 5.000 persone. In città sono state circa 90.000 in occasione della domenica conclusiva della manifestazione, iniziata con la tradizionale e partecipata sfilata dei gruppi. Il premio Gigi Casesa, storico presidente del gruppo Valdacragas, assegnato ai francesi del Ballet des Savoie. Il premio Ugo Recapriata dell'Associazione Siciliana della Stampa allo stesso gruppo dell'Uzbekistan. Dal distretto turistico Valle dei Templi il premio Costa del Mito al gruppo dell'India. Una location davvero meravigliosa, siamo a un passo dal Tempio della Concordia quest'anno oltre 90.000 presenze, quindi da qua si capisce l'importanza internazionale che ha questa festa, la festa del mandorlo, oggi alla 75esima edizione. Per noi è un evento davvero importante, per la Sicilia, non solo per Agrigento, per cui questa manifestazione è stata già inserita nell'elenco delle manifestazioni di rilievo dell'assessorato al turismo. Bisogna ovviamente continuare a programmarla, negli anni lo si è fatto ma lo dobbiamo fare ancora meglio probabilmente, perché è davvero dalla Sicilia ad Agrigento attraverso questa festa arriva al mondo un messaggio importante, il messaggio dell'amicizia, il messaggio della pace e il messaggio è quel messaggio dello scambio culturale tra popoli. Dopo 3 anni di pandemia finalmente riparte alla grande la festa del mandorlo in fiore, l'abbiamo voluta fortemente, c'è una massima partecipazione, i gruppi sono di alta qualità, l'organizzazione è perfetta, ringrazio anche le forze dell'ordine che ci hanno permesso di poter organizzare questa festa e questo deve essere un punto di partenza, il volano per il futuro della nostra città. È vero che da qui parte un grido di cultura, di pace, di amicizia, di fratellanza, ma proprio voglio puntare sulla cultura. Agrigento è candidata a capitale italiana della cultura 2025, questo è il nostro patrimonio materiale e immateriale, quello che noi abbiamo davanti. Con questo noi dobbiamo cercare di migliorare le sorti agrigentine. Agrigento deve diventare una capitale anche europea di cultura. Oggi il 75esimo mandorlo in fiore, quest'anno è un'edizione straordinaria, imponente, perché è anche la prima dopo 3 anni di stop dovuti al Covid. 35 sono state le nazioni che hanno partecipato, tantissimi cortei storici, tanti gruppi folcloristici regionali, tantissima gente che è venuta qua ad Agrigento in questi giorni. Possiamo parlare di un'edizione veramente importante e ce lo testimonia questa gente che è venuta da tutta la Sicilia e da oltre la Sicilia ad assistere alle tante sfilate, spettacoli, ai tanti eventi che ci sono stati durante. Siamo alla fine di questo festival del mandorlo in fiore, arrivata alla 75esima edizione dopo uno stop forzato, ed è una festa di gioia, di colori, di emozione. La città è stata invasa da visitatori provenienti da tutta la Sicilia ma anche dal resto d'Italia e anche da fuori, ed è stata una grandissima emozione sentire nuovamente i suoni dei gruppi folclorici di tutto il mondo risuonare qui vicino alle colonne del Tempio della Concordia. È un sentimento forte di amicizia, di pace, di concordia, un sentimento che in questo momento più che in altri periodi è significativo e importante. Agrigento conquista nuovamente il suo ruolo da protagonista ed è questo che abbiamo è una grande eredità che dobbiamo continuare a portare avanti, che deve continuare a crescere. Abbiamo oggi avuto il piacere di avere anche l'assessore al turismo che ci supporterà, ci ha promesso anche in futuro per la crescita di Agrigento, che possa veramente essere la capitale della pace a livello mondiale.